Una partita, un campionato, ne sono ben consapevoli tutti, soprattutto i tifosi giallo-blu che si sono stretti attorno ai ragazzi del Castrum Favara per far sì che lo stadio Bruncoleri domenica sia pieno, per sostenere i ragazzi, per sostenere i colori, per far sì che tutto quello che è successo in questo splendido campionato, di questa splendida matricola, non vada perduto. Certo, c'è qualche rammarico, qualche preoccupazione, qualche riflessione, ma adesso tutti i commenti sono stati messi da parte della società, dei tifosi, dei tecnici, degli stessi giocatori. L'unico pensiero è quello di concentrarsi per domenica prossima, per far sì che il campionato nazionale di Serie D, questo girone I importante e per certi versi anche un po' falsato dal ritiro dell'Akragas, non sia stato inutile. È stata proclamata una giornata giallo-blu speciale, di quella che vuole allo stadio tutti i cittadini, tutti quei tifosi grandi e piccini che hanno a cuore i colori della società. Naturalmente allenamento intenso, naturalmente soprattutto incontro psicologico per far sì che domenica prossima con serenità ma soprattutto con grande determinazione si affronti questo derby interno con il Licata. L'unico rammarico che è di tutti è che purtroppo una Agrigentina dovrà retrocedere assieme all'altra, ovvero all'Akragas, ma qui a Favara c'è sicuramente la speranza, anzi forse la certezza che non sarà il Castrum Favara a dover tornare indietro, ma proseguirà nel cammino il prossimo anno nel campionato di Serie D.